Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ieri ed oggi è celebrato ovviamente al Giornalone Unificato, è intervenuto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un'occasione che era l'inaugurazione del villaggio agricoltura, appunto ieri, ma il suo è stato molto più di un intervento di rito, molto più di un intervento di pura grammatica quirinalizia. Il Presidente della Repubblica è entrato nel merito di rilevanti questioni della contemporaneità, con toni netti, con contenuti chiari e con una presa di posizione diciamo difficilmente equivocabile. Tema dazi. Tema dazi e il presidente Mattarella è stato critico, fortemente critico verso la politica dei dazi, verso quindi un perno della politica dell'attuale amministrazione americana, che è, ricordiamo, il principale alleato dell'Italia, e sicuramente facciamo cronaca se diciamo che è abbastanza inedito vedere il Quirinale così assertivo in senso critico su una politica americana. Ma comunque a nostro giudizio è una buona notizia. Perché è una buona notizia? Perché abbiamo felicemente preso atto di un Mattarella liberista, mercatista, quasi thatcheriano, che giustamente alza la bandiera del libero mercato, della libera intrapresa, quasi uno scatenato turboliberista. Cito i virgolettati chiave in tema dazi. È indispensabile ribadirlo. I dazi creano ostacoli ai mercati, ostacolano la libertà di commercio, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità, perché tutelano quelli di minor qualità, e questo per noi è davvero una cosa inaccettabile, ma dovrebbe essere per tutti i paesi del mondo inaccettabile. Ora, detto che una politica dei dazi esiste dalla notte dei tempi ed è ampiamente praticata anche in primis dall'Unione Europea. Ricordiamo che molti dazi preannunciati da Trump sono contro dazi rispetto a dazi europei su merci prodotti americani. Pensiamo al caso clamoroso dell'automobile, però diciamo nel caso dei dazi europei non abbiamo visto questi scatti turboliberisti del Quirinale, ma in ogni caso la questione che vogliamo porre è che siamo appunto felicemente sorpresi di questo Mattarella iperliberista. Chiederemmo però modestamente, dal nostro modestissimo punto di vista, se non c'è anche qualcos'altro che oggi nell'articolazione globale della politica dell'economia ostacola i mercati, ostacola la libertà di commercio, altera il mercato, penalizza i prodotti di qualità. Beh, a nostro giudizio si chiama Unione Europea. Cioè la follia compulsiva regolatoria dell'Unione Europea, l'idea di regolamentare dagli ufficetti di Bruxelles il diametro degli ortaggi, di stabilire, visto che Mattarella era al villaggio agricoltura, di stabilire per decreto del Leviatano europeo quale percentuale del proprio campo un agricoltore può adibire a coltivazione, come deve impostare la rotazione sui campi di sua proprietà. La rivolta dei trattori nasceva da questo, non è che si sono trovati un giorno e sono impazziti. Oppure la follia di politiche dirigiste europee, caso di scuola il Green Deal, che prevede la riconversione forzata di intere filiere produttive decisive per il continente, con una ottica né più né meno che da piano quinquennale sovietico. Il Green Deal è sicuramente un ostacolo al mercato, sicuramente altera il mercato e la libertà di intrapresa. E su questo tema ci sembra, se poi non è così, siamo felici di essere smentiti, che il Mattarella turboliberista sia stato assai più parco, assai più discreto, assai più silenzioso, diciamo pure. Ma poi anche la questione dei prodotti di qualità, follie europee come il Nutri-Score o come provvedimenti ideologici e chiaramente penalizzanti per le filiere dell'enogastronomia di qualità italiana,
vanno in scena da anni, e anche lì, diciamo, la voce è stata più flebile. Quindi la domanda che facciamo è, diciamo, al 92esimo ci accorgiamo che Trump mette dei dazi perché ci sono degli squilibri nella bilancia commerciale europea, ci sono dei dazi europei, possono esserci anche degli errori di prospettiva dell'amministrazione Trump, benissimo, però se qualcuno tiene, come apprendiamo e ne siamo lieti, tiene Mattarella, al mercato, alla libertà di commercio, alla qualità figlia del merito e dell'affermazione appunto sul mercato, contro ogni intrusione diciamo e alterazione del mercato medesimo, beh, crediamo che anzitutto dovrebbe riservare i suoi moniti a quel leviatano, a quel superstato, lo chiamava la Thatcher, una liberista e mercatista che amava il mercato, che oggi si chiama Unione Europea. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.